Agnese Lunardelli, Confindustria Venezia. Buongiorno signor Ministro, porto i saluti del nostro Presidente Matteo Zoppas, che si scusa per non essere presente qui oggi. Cercherò di essere brevissima. Io rappresento in questo momento tutte le imprese industriali, ma diciamo oltre che quelle grandi anche un grande numero di aziende medio-piccole. Risparmio i numeri che penso siano gli stessi che ripetono tutti e che ci ripetiamo da tantissimi anni. La situazione è difficilissima. Ha detto bene il nostro interlocutore iniziale dicendo: se non c'è lavoro il territorio muore, ma se non c'è impresa non c'è lavoro. Quindi io come imprenditrice, a nome di tutti gli imprenditori, esorto questo governo a liberarsi da tante diciamo idee e passare alla concretezza. Abbiamo bisogno di crescere, noi siamo prontissimi perché noi siamo del nord-est, abbiamo costituito nel passato il miracolo del nord-est imitato in tutto il mondo. In questo momento il modello non può andare più bene, però siamo pronti a reinventarci nuovi modelli. Però abbiamo delle barriere burocratiche che impediscono questo. Vengo subito al dunque. Noi a Venezia abbiamo il problema di far risorgere Porto Marghera. Porto Marghera, che potrebbe essere buonissimo il progetto delle bonifiche, ma che ancora non avviene nulla. Noi siamo prontissimi con i progetti, abbiamo delle aziende pronte ad investire, invece non abbiamo ancora tutti i piani attuativi. Abbiamo interpellato il vostro collega Ministro Orlando, però non abbiamo ancora avuto una risposta. Ripeto, noi imprenditori siamo pronti ancora a sfidare tutte le nostre traversie, tutte le difficoltà per andare avanti, per conservare i posti di lavoro attuali, però di crearne degli altri. Secondo argomento non poco determinante è quello che ci riguarda e che in questo momento ci preoccupa molto, la questione ovviamente delle grandi navi. Io esorto questo governo a prendere dei provvedimenti che guardi bene quello che è l'interesse delle imprese. Ricordiamoci che l'indotto delle navi è ovvio, ci sono dei grossi problemi ambientali e noi come imprenditori dobbiamo essere attenti. Però assolutamente dovete pensare alle 5.000 persone che ogni giorno lavorano all'interno e noi dobbiamo assolutamente invitarvi a pensare a delle cose che almeno preservino quello che c'è. Inoltre il terzo e non diciamo meno importante è il progetto della città metropolitana e la legge speciale. La città metropolitana che è già stata designata a Venezia e dal 2014 lo sarà. Vorrei che ci fosse un impegno vero e proprio su quello che può essere veramente un'opportunità. La legge speciale che è da tanti anni che non viene ancora ripensata, ridisegnata, la città ne ha bisogno. La città ne ha bisogno perché comunque era un motore veramente importante. Vorrei chiudere quindi dicendo: noi come imprenditori, ripeto, siamo pronti, siamo troppo ostacolati dalla burocrazia che ci rende immobilizzati. Non potete pretendere di pensare e creare posti di lavoro se le imprese non sono solleticate e anche invogliate a riprendere questa energia. L'imprenditore non molla mai, soprattutto il piccolo e medio, che ha saputo essere eccellenza in tutto il mondo. In questo momento ci stiamo impegnando ad un'internazionalizzazione sfrenata e che comunque ci porta dei risultati positivi ma anche negativi. Io non voglio assolutamente sentire ancora dalle cronache di tutte queste persone che abbiamo perso, nostri colleghi, e che comunque credo desti un attimo di preoccupazione per tutti quanti. La ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Grazie.